Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG. Apriamo con una notizia pubblicata da Repubblica, è arrivata proprio adesso, riguarda la giovane hostess che era stata arrestata in Arabia Saudita per possesso di droga. È stata confermata la condanna a 6 mesi di carcere. Ilaria De Rosa era stata trovata nell'aeroporto saudita con degli stupefacenti e a questo punto dovrà scontare 6 mesi di carcere, cioè altri 2, perché la condanna era stata 6 mesi di carcere, ne ha scontati 4 e non c'è stato nessuno sconto nell'udienza d'appello. Vedete nel sommario, mi fate rivedere un attimo per cortesia, nell'udienza d'appello la giovane trevigiana rimarrà in carcere a Riyadh fino a novembre. In realtà questo carcere non è proprio a Riyadh, è a 40 chilometri dalla città, quindi una condanna pesante, molta preoccupazione. Sentiremo i parenti nel trevigiano, gli amici, vedremo di capire che cosa sta accadendo e che cosa sta facendo l'ambasciata italiana per aiutare questa ragazza. E torniamo sui migranti perché continuano ad arrivare in Veneto. Ci collegheremo tra poco con Padova perché il sindaco Giordani, come sapete, ha aperto le palestre. Sentiremo anche il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Arrivi sono previsti a Marghera nelle prossime ore. Vediamo cosa ha detto ieri durante il punto stampa il presidente Zaia, in particolare che dei previsti 200.000 migranti in arrivo in Italia solo il 10%, ha detto il presidente, avrà titolo a restare. Il previsto flusso di migranti in arrivo nel nord-est, insieme alla mancanza di medici che in Veneto tocca quota 3.500, proiettano forti preoccupazioni e inquietudini per i prossimi mesi, unite al fatto che il commissario straordinario per l'emergenza migranti, Valerio Valenti, ha parlato di istituire in ogni regione un hub per i rimpatri. Al momento non abbiamo un dossier aperto su questo. Resta il fatto che siamo arrivati a una situazione di sostenibilità. In questo momento stiamo ospitando 9.000 persone, ma abbiamo purtroppo la contezza che solo il 10% di queste persone avrà il titolo di rifugiato. Con la fine dell'estate è previsto l'arrivo di un numero maggiore di immigrati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una stima superiore al centinaio di migliaia. Fatte 200.000 le persone che arriveranno quest'anno via mare, sappiamo che solo un 10% o 11% avrà titolo ad essere qui in Italia, quindi stiamo parlando di 20.000 persone. Con Zaia che ribadisce come l'Italia non possa essere il cuscinetto dell'Europa e accogliere tutta l'Africa. Questo non ci aiuta ad aiutare i profughi veri e quindi sono loro che poi ne fanno le spese. Del resto tutta l'Africa in Italia non ci può stare ed è scandalosa la posizione europea. Difficile se non impossibile poi rimpatriare gli oltre 150.000 immigrati non aventi titolo a restare. Come fare visti pochi agenti sul territorio, con 10 poliziotti che devono scortare ogni migrante verso l'aereo? Qui si sta minando la sicurezza dell'Italia, conclude sempre Zaia. Dobbiamo denunciare questa posizione scandalosa dell'Europa rispetto all'immigrazione. E sono tanti gli stranieri che vengono poi portati nelle nostre carceri. Il 70% dei detenuti è composto da persone di origine di altri paesi e c'è tensione nel carcere di Treviso. Dalla direzione della casa circondariale di Santa Bona definiscono sotto controllo la situazione dopo gli episodi di violenza dei giorni scorsi da parte di 2 detenuti. Per il sindacato della Polizia Penitenziaria sovraffollamento e carenze di organico sono tra gli agenti che rendono critico il quadro complessivo. Sentiamo il servizio di Lina Paronetto. Interviene il segretario triveneto del sindacato di polizia penitenziaria SAPE Giovanni Vona dopo le tensioni sempre più frequenti all'interno del carcere di Santa Bona a Treviso, dove nei giorni scorsi un detenuto ha tentato di incendiare il materasso della propria cella, dando poi in escandescenze in infermeria, mentre un altro ha sferrato un pugno a un agente venendo poi trasferito di penitenziario. Di fatto non c'è un protocollo di intervento, magari ci fosse, e oggi come oggi diventa questa situazione di difficile gestione perché un qualsiasi errore
non voluto o conseguenziale sforiamo nel reato di tortura. È molto, molto critica adesso la situazione. Sovraffollamento delle carceri, tema che ricorre periodicamente, ricorda Vona, che boccia l'ultima soluzione lanciata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'utilizzo di ex caserme. Sinceramente, senza offendere nessuno, credo che siano delle soluzioni assolutamente inattuabili. Vona risponde così alla domanda sull'eventuale utilità del taser, la pistola a scariche elettriche, all'interno delle case circondariali. Secondo noi lo sarebbe, però siamo stati esclusi da questa dotazione, diciamo, come strumento, perché operiamo all'interno di una struttura chiusa e quindi, come dire, di difficile calibrare l'uso in una struttura chiusa. Quello che ci vorrebbe, ma ovviamente non è di facile attuazione, è maggiori risorse umane. A Treviso adesso un organico previsto di 100, dovrebbe essere sui 180 agenti, ce ne sono 100 sui 110 sulla carta, poi se andiamo sull'effettivo magari sono sotto i 90. Oggi come oggi, con un piano ferie in corso, un piano ferie estivo in corso, sai quando inizi e non sai quando smonti. Andiamo da 8 ore a 12 ore. A Treviso infine ha riaperto da pochi giorni il carcere minorile, che pareva dover essere invece chiuso definitivamente con il trasferimento dei detenuti nella nuova struttura di Rovigo. Speriamo che il numero di detenuti minori non ritorni quello che era prima degli episodi che sappiamo, episodi di violenza. Tutto si può ripetere, cioè non è cambiato nulla. Non c'è più posto nelle carceri, non c'è più posto nei comuni, i sindaci sono in gran parte contrari all'accoglienza diffusa, nel contempo non vogliono nemmeno le tendopoli e gli hub, ma i migranti continuano a sbarcare e ad arrivare anche nella nostra regione. In Friuli Venezia Giulia moltissimi sono i profughi che arrivano attraverso la frontiera con la Slovenia, e a Trieste è scoppiata in questi giorni la polemica sull'uso del burkini, cioè le donne musulmane che in uno stabilimento, il Pedocin, molto noto a Trieste perché da anni separa maschi da femmine, le donne musulmane, alcune donne musulmane hanno fatto il bagno vestite, suscitando le reazioni delle altre bagnanti. Ovviamente la polemica è anche finita sui nostri schermi a Tele4. Noi abbiamo contestato il fatto che la signora è andata vestita come quando è entrata. Io non vado in acqua in jeans, perché è una questione di pulizia. Lei era presente quella mattina ed è una delle... Sì, ero presente, sì. Questa è la spiegazione di una telespettatrice che in diretta Sveglia Trieste ha raccontato il chiacchierato episodio a cui ha partecipato. Da giorni ormai non si parla d'altro. I casi Pedocin e Marina Iulia hanno letteralmente scosso l'estate giuliana. E come a Monfalcone per domenica prossima è stato annunciato un flash mob lato donne in solidarietà alle bagnanti musulmane entrate in acqua con i vestiti. Chi invece non tollera la presa di posizione degli esponenti politici del centrodestra e delle donne che hanno avuto da ridire sul comportamento delle bagnanti musulmane è il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Ritengo sorprendente che l'amministrazione comunale e qualunque altro politico non abbia ritenuto di dover condannare le minacce alle persone, e questo è estremamente indicativo. C'è bisogno per alimentare una determinata politica che non si occupa di nulla della realtà dei bisogni dei cittadini, c'è bisogno di creare costantemente il caso e di attivare l'attenzione su questioni che non hanno nessuna poi particolare rilevanza, perché devo ricordare che le persone, le donne musulmane che frequentano il Pedocin in realtà da anni lo fanno, lo fanno alcune appunto vestite, alcune col burkini cosiddetto, altre con normale costume. Ma ancor di più Schiavone è in totale disaccordo con coloro che vorrebbero scrivere delle regole ad hoc su come vestirsi per la balneazione. L'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo vieta tassativamente ogni tipo di limitazione all'abbigliamento che non sia appunto basato, come dire, dice la Convenzione, su una necessità prevista dalla legge, quindi un'eventuale legge interna nazionale che è basata sulla tutela dell'ordine pubblico, sulla tutela della salute, sulla tutela della morale pubblica, o dice la Convenzione della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nessuno di questi casi ricorre perché non c'è ovviamente la protezione dei diritti, anzi le persone che vanno tutelate della libertà di vestirsi
come ritengono, non dell'ordine pubblico, perché in realtà le persone sono perfettamente riconoscibili, no? Nel volto, non della morale pubblica ovviamente, e mi permetto di aggiungere anche non della salute, nonostante le sciocchezze che sono sentite in questi giorni da presunti esperti. Allora, quindi la lotta tra coloro che dicono, lo scontro tra coloro che dicono bisogna permettere a tutti di fare quel che vogliono, non è uno scandalo, e altri che dicono non è igienico, non devono rispettare le nostre regole, e sentiamo cosa dice a riguardo l'assessore comunale a Trieste Giorgio Rossi. Secondo lei bisogna cambiare le regole a livello di balneazione? Io dico di no, perché quando fai delle regole, no, poi quali sono i limiti di queste regole? No? Cioè, non devi andare vestita o devi andare col vestito. L'assessore comunale a cultura e turismo Giorgio Rossi getta acqua sul fuoco delle polemiche. Al centro la questione Pedocin, che dopo il caso di Marina Iulia si è preso la scena. Regole specifiche per la balneazione, magari vietando alle persone di immergersi in acqua con i vestiti? L'assessore Rossi dice no. Lì c'è un discorso in cui ci deve essere da un lato un aspetto che è la tolleranza e l'integrazione. Indubbiamente sono nazioni che hanno altre culture, altre mentalità, altre anche norme religiose, parliamoci chiaro, va bene, sulla quale non è che puoi incidere. È inutile poi fare il discorso, ma noi andiamo là e non si può fare determinate cose, invece qui noi lasciamo fare tutto. No, credo che alla fin fine ci deve essere sempre una via di mezzo comportamentale. Insomma, a differenza di tanti esponenti del centrodestra che hanno sollevato questioni di decoro e rimarcato come siano le persone di fede musulmana a doversi adeguare alle nostre abitudini, l'esponente della giunta di piazza predica tolleranza e una ricerca di dialogo per arrivare a un punto comune. Io non mi strappo le vesti se alcune persone vanno al mare vestite. Uno potrebbe dire come andavano 50 anni fa, andavano vestiti. Trovare un punto di incontro, trovare una quadra. Devi trovare un punto di incontro. Un punto di incontro al servizio di Gianluca Palladin della nostra redazione di Trieste. Intanto andiamo a Mestre, andiamo da Ilaria Marchiori in diretta, perché c'è stata una rissa, uno scontro tra tunisini e con l'aggressione a un bengalese. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre in Corso del Popolo, dove lunedì sera intorno alle 22:30, dunque la notte di Ferragosto, è avvenuta questa rissa proprio qui. Allora, insieme a me c'è proprio una delle persone, uno che faceva parte del gruppo di bengalesi che si è trovato a scontrarsi con questo tunisino, che poi è rimasto anche ferito, e anche lui è andato all'ospedale ma in condizioni non gravi, e lui si è trovato proprio in mezzo, quindi ci racconta proprio lui che cos'è accaduto. Diciamo, tutto è partito proprio da sua moglie, che si trovava con delle altre amiche. Io ho già passato la strada, poi è arrivato quel ragazzo, lui ha parlato troppo brutto male, e lui prima ha parlato con mia moglie: perché tu qua? Tu vai via al tuo paese. Anche ha parlato tante volte, c'è male parola. Io ho parlato: vai via tu, perché hai parlato male? Io sto famiglia qua, girando, un po' passato il tempo. Però lui 10 volte è arrivato con me, dopo anche toccato 2 volte la mia moglie. Lui era molto aggressivo. Lui 2 volte ha toccato mia moglie, poi io ho parlato: per favore, per cortesia, tu vai via. Dopo lui ha toccato anche me, anche toccato i miei figli. Lei adesso è malato, lei adesso è a casa. Anche 2 volte lui ha anche toccato me. Quando io ho già parlato: per favore vai via, lui ha preso il coltello. Dopo da fare così me 2 volte, anche mia mano. Ti ha ferito? Col coltello ti ha ferito? Sì, già fatto 2 punti qua, anche qua adesso c'è qua, anche mio figlio c'è, tante volte c'è grave. Dopo io già piango, anche tante volte urlato: c'è aiuto qualcuno. Dopo è arrivato tante persone, gente,
Non lo so, loro c'è arrivato anche bengalese, è arrivato c'è italiano, anche c'è tanti paesani, però non conosco bene, dopo loro già aiutato con me. Ecco, poi sono arrivati i carabinieri che adesso stanno indagando, coadiuvati dalla polizia locale, si faranno ovviamente aiutare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma non è la prima volta, ormai lo sappiamo, ormai è accaduto spessissimo che la comunità bengalese sia stata presa di mira. Qui proprio insieme a noi c'è Kamrul Syed, il portavoce della comunità bengalese, che può testimoniare che è andata così, anche se adesso in realtà si denuncia di più. Sì, buon pomeriggio. Esattamente lunedì verso 10:10:30 è successo questo con questa famiglia. Praticamente con il signore ho sentito che è tunisino, non lo so io esattamente, però l'ho sentito è tunisino, ma esattamente lui parlava brutte parole contro di bengalese, contro di comunità bengalese, merda, sai, questa parola che non la voglio dire ora, però questo non è la prima volta che succede questo quartiere dove siamo noi adesso, Corso del Popolo e via Gasparigozzi. Qui in zona, in 100 metri abbiamo 16 negozi che è gestito dai bengalesi, per questo siamo quasi tutte le ore centinaia di bengalesi in presente in questa zona. Allora praticamente questo non è la prima volta, è successo anche in 2-3 mesi, 7-8 volte che coltellava, portava via portafoglio, portava via telefonino, sputava addosso, parolaccia che partiva contro comunità bengalese, e allora per questo noi dobbiamo chiedere in comune più sicurezza per tutti, non solo per le comunità bengalesi, quelli che abitiamo, quelli che viviamo in questo quartiere. Noi chiediamo per tutti più sicurezza, così forse si calmano un attimo questa situazione. Questo è il nostro richiesta e appello, che chiediamo più sicurezza per questo quartiere e anche quartiere Piave. Ecco, avete sentito dunque qual è la richiesta da parte della comunità bengalese, perché ormai questi episodi nei loro confronti sono anche troppo frequenti. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori ai suoi ospiti. Spesso Corso del Popolo è teatro di aggressioni, di risse, il degrado di cui i cittadini di Mestre conoscono ogni dettaglio. Andiamo a Padova, un'altra città dove la sicurezza è sempre sotto controllo, si cerca di garantirla, ma è molto difficile. Adesso arrivano tanti migranti, i sindaci sono in allarme, lo è anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che ha aperto delle palestre. Facciamo il punto della situazione con Francesco Rattai, in diretta da Padova. A te Francesco. Sì, buongiorno da Padova, siamo di fronte alla scuola media Falconetto nel quartiere di Forcellini a Padova. Perché siamo qui? Perché questa è, la vedete, quella parte grigia, è la palestra che ospiterà temporaneamente una trentina di richiedenti asilo. Il sindaco di Padova l'ha comunicato ieri, arriveranno circa una 60 di richiedenti dislocati in 2 palestre presenti sul territorio padovano. Una è questa, una è la palestra del Duca d'Abruzzo. Inoltre anche nella palestra della scuola Cesarotti di Selvazzano Dentro dovrebbero essere accolti una quarantina di migranti, accolti temporaneamente, dice il sindaco di Padova, per evitare di creare i mega hub che i sindaci del territorio temono. Su questo tema abbiamo sentito l'assessore Andrea Ragona a nome di tutta la giunta di Padova. Il sindaco ha fatto bene, ha lavorato con la prefettura, ha trovato una soluzione temporanea, 2 palestre per dare una prima accoglienza alle persone e poi per trovare delle soluzioni alternative. Noi lo ribadiamo, siamo per l'accoglienza diffusa, un modello sostenibile sia per chi arriva ma anche
per le popolazioni locali che così non hanno grandi insediamenti che possono creare dei problemi. Molti sindaci anche che sostengono il governo sostengono questo modello. Purtroppo non abbiamo ancora delle soluzioni, delle proposte da parte del governo. Le aspettiamo, ribadendo che noi, come altri sindaci, ripeto, che sostengono il governo, siamo per il modello dell'accoglienza diffusa, che è quello unico vero che funziona. Quindi queste palestre verranno utilizzate come piccoli hub in realtà? Come primo accoglimento, in attesa di trovare delle soluzioni alternative. Diciamo che un hub come giravoce che siano, parla di diverse migliaia di persone, per cui capite che 60 persone è tutt'altra cosa. La situazione al momento, lo vedete, è tranquilla, c'è un furgone del comune di Padova, la gestione dell'allestimento dovrebbe essere in mano alla Croce Rossa proprio per via di una emergenza, quella degli sbarchi che stanno continuando durante questi giorni, durante questa stagione estiva. La palestra dovrebbe essere sgomberata a breve per permettere di accogliere appunto una trentina. Questa palestra è di gestione comunale, la palestra del Duca degli Abruzzi è di gestione provinciale. Per questo abbiamo sentito anche il vicepresidente della provincia, Vincenzo Gottardo. Queste sono persone che arrivano, che hanno diritto ad essere collocate con dignità adesso e la palestra deve garantire dignità a queste persone, e dopo soprattutto il tempo è breve, bisogna ridare dignità con la collocazione di settembre, per cui insomma tutti saranno al lavoro, ognuno per le proprie competenze. Le istituzioni, l'importante è lavorare insieme, comunicare, fare rete e non dimenticare anche il territorio, perché poi i sindaci del territorio ovviamente sono anche preoccupati e chiedono anche di essere costantemente aggiornati e informati sull'evoluzione di questo tema che in qualche modo li riguarderà. Il centro di preidentificazione di Porto Empedocle in provincia d'Agrigento è stato svuotato, molti sono i richiedenti asilo che erano presenti, circa 600, che stanno per essere smistati in tutti Italia. In Veneto dovrebbero arrivarne 200 di questi 600. Abbiamo sentito anche il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, da sempre contrario all'accoglienza sia negli hub sia all'accoglienza diffusa. No, assolutamente contrario, non c'è posto in tutti i comuni, non c'è posto anche su Padova. Tutti capiscono che quello che sta facendo Giordani è una sciocchezza incredibile, perché non risolvi nessun problema. Uno si rende conto che a 3 settimane dall'apertura delle scuole fare una tendopoli dentro una palestra è una sciocchezza incredibile. Perché cosa fai? Mandi via, quando riapri le scuole, mandi via i ragazzi oppure mandi via i profughi? Non risolvi nessun tipo di problema. E a questo punto, siccome non penso che sia stato un errore, penso che sia una decisione politica. Quello che continuiamo a dire noi della Lega, che non c'è posto nei comuni, che non c'è posto soprattutto a Padova, questa è la prova provata, e quello che porterà a questo è un enorme disagio per i ragazzi, per tutti i cittadini, ma sono le solite cose, è una posizione politica, perché devono far vedere che sono accoglienti, e questo è sbagliato, perché non c'è posto nei comuni e non c'è posto neanche a Padova, e questo non va bene. Questo rischia di rompere quella strana alleanza che governa la provincia? Allora, la provincia è un ente di secondo livello che si doveva occupare di amministrazione. Dispiace che venga presa la provincia per fare scelte politiche che ricadono sui territori. La provincia non ha nessuna competenza, è profondamente sbagliato, è una posizione politica, se ne assumerà le conseguenze politiche a questo punto. Chissà che si vada a votare, che torni un ente di primo livello, che dopo i cittadini decidano se preferiscono avere un'amministrazione di sinistra con Giordani bisato all'accoglienza, oppure un'amministrazione di centrodestra che dice la provincia non ha competenza nel tema dell'immigrazione, è giusto che si arrangi il governo. Un'ultima domanda, a Noventa
accoglienza diffusa, hub? Ma non ci penso minimamente, cioè non abbiamo strutture, noi dobbiamo risolvere i problemi dei cittadini che ci hanno eletti. Io sono amministratore, sono stato eletto dai cittadini. La situazione davanti alla scuola Falconetto di Padova sembra tranquilla, al momento sembra abbastanza improbabile che i migranti arrivino in queste ore. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti e dei nuovi arrivi. Resta da capire quanto resteranno in queste strutture, perché lo ricordiamo, il 13 di settembre le scuole cominciano, mentre il 1° di settembre le scuole riaprono per gli insegnanti che prendono appunto ruolo nelle loro cattedre. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Francesco Rattai, grazie molte per aver fatto il punto molto completo su quello che sta accadendo, non soltanto in città a Padova. Andiamo avanti con i titoli del Gazzettino, la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione di Focus TG. Arrestata la hostess in Arabia, un'hostess trevigiana, confermata la condanna a 6 mesi, Ilaria De Rosa ne ha già scontati 4 in un carcere vicino a Riyadh, dovrà restare in prigione fino a novembre. E poi ci collegheremo tra poco anche con Bibbione, folle aggressione, in sella alla bici, trova 5 ragazzini in mezzo alla strada, li rimprovera e loro lo attaccano con coltello e roncola. Le ultime ore di Valentina, la grigliata, i tuffi e le risate, poi lo schianto e la morte a soli 20 anni, purtroppo, questa ragazza morta nell'incidente di ieri a Barbarano di Mossano nel Vicentino. E vediamo ancora, conducente in preda ad un malore, si accascia sul lato passeggero e centra un'altra auto. È grave. Su questo cambio un attimo la scaletta con Italo Morao, se possibile, visto che abbiamo visto il titolo del Gazzettino su questo incidente. Abbiamo un servizio, è una Clio condotta da una 25enne che ha perso il controllo e ha centrato frontalmente l'auto che sopraggiungeva con a bordo 2 passeggeri. Vediamo. Stavano proseguendo in questa direzione e la macchina dall'altra parte gli è piombata addosso senza preavviso. Quella della ragazza? Sì, quella della ragazza, sì. E dentro in macchina invece c'era il suo nipote? E mio cognato. Sono fatti tanto male? Che sappia io non proprio neanche tanto. Adesso sono in ospedale con l'ambulanza e poi vedremo. Invece la ragazza l'hanno intubata? Sì, portata via in elicottero. Grazie a Lucio Zanato che era sul posto subito dopo questo incidente, la ragazza in ospedale in gravi condizioni. Parliamo di un altro tipo di invasione, si dice l'invasione dei migranti, ma c'è oggi, ed è veramente preoccupante, l'invasione del granchio blu. Sta devastando tutti gli allevamenti di cozze e di vongole. Ieri il presidente Zaia l'ha mostrato durante il punto stampa e la sua foto con il granchio blu in mano è finita sulle prime pagine di molti giornali. Risentiamo cosa ha detto il governatore. Un alieno invasivo, il granchio blu, arrivato con le acque di stiva delle navi giunte dalle coste americane fino a quelle argentine, rischia di mettere in serio pericolo la biodiversità del nostro Adriatico. Vongole, moeche e mitili in generale i suoi preferiti, ma anche le specie autoctone come seppie, orate e branzini. Al suo passaggio elimina tutto perché da carnivoro qual è si nutre di tutto e distrugge tutto. Ad oggi l'unico suo antagonista è se stesso, visto che è pure cannibale. Stanziati dalla regione 80.000 euro per i primi studi e il governo ha già erogato quasi 3 milioni di euro. L'altra caratteristica, questo non è particolarmente grande, ma può arrivare fino a una larghezza di 23 centimetri, mentre la femmina arriva a 20 centimetri. Ecco, questa è una femmina, vedete che le chele qui all'estremità sono arancio-rosse. Un'altra caratteristica, se riuscite un altro po', è il segmento. Questo, vedete, questo segmento a forma di T rovesciata
è proprio è tipico del maschio, mentre vedete che la femmina è molto più retondeggiante. E dalle femmine che il Veneto dichiara guerra al granchio blu con le 300 nasse che nelle prossime ore verranno posizionate lungo i corsi d'acqua per stanarle proprio nel periodo della fecondazione. La femmina, proprio perché le uova si sviluppano a un livello di salinità maggiore rispetto all'estuario, va verso il mare. Eccole là, vedete, infatti questa fase viene detta sponge i pescatori la chiamano di sponge di spugna, perché sembra una vera e propria spugna. Come ha detto il Presidente, riesce a deporre da un minimo di 700.000 a un massimo di 8 milioni, quindi tantissime. Ovviamente non tutte arrivano a maturità, però anche se fosse una percentuale minima, si ipotizza un 10%, comunque sono moltissime. In Veneto ad oggi raccolte 326 tonnellate che solo in questo mese di agosto hanno raggiunto la quota di 84 tonnellate a Scardovari e 29 a Pila. Questo è il servizio di Anna Maria Parisi. Adesso vediamo cosa succederà nelle prossime ore causa il caldo. Sarà un caldo tropicale la prossima settimana, già questo weekend ci saranno temperature molto elevate. Sentiamo le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. I valori massimi già sono abbondantemente oltre 30 gradi, ma cresceranno ulteriormente, quindi 34, 35, 36 gradi per questo fine settimana e l'inizio della prossima. Le temperature alte pensavamo di averle lasciate alle spalle, così non è. Il gran caldo non abbandonerà il Veneto e anzi nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente. Abbiamo ancora un campo di alte pressioni molto forte al suolo, si associa un promontorio, il famoso anticiclone africano che ci interessa e ci interesserà sempre più. Ecco, queste sono le condizioni che provocano poi un aumento anche veloce delle temperature. Secondo le previsioni, a fine mese vi è inoltre l'ipotesi dell'arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti con possibili nubifragi e grandinate. Ci saranno le condizioni per temporali nuovi intensi. Naturalmente questi saranno da verificare e da individuare meglio. La Protezione Civile del Veneto, con le temperature in ascesa, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, con particolare riferimento alla zona costiera da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto. Con temperature abbondantemente oltre i 30 gradi, un'umidità altrettanto alta, si creano le condizioni di un clima, di un tipo di tempo veramente disagevole, soprattutto per certe categorie. Quindi bisogna proteggersi veramente perché la situazione è di nuovo critica. Questo per quanto riguarda le prossime ondate di maltempo. Andiamo a Bassano del Grappa, dove infuria un'altra polemica, quella sul Genius Center, un progetto della sindaca Elena Pavan che è stato bocciato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentiamo i dettagli da Alex Giuliano. Avete presente quando all'esame si porta un argomento a piacere? Uno di quelli su cui sei più sicuro di giocarti le chance di promozione? Ecco, dal DIPE, ovvero dal Consiglio dei Ministri, arriva una sonora bocciatura all'amministrazione Pavan sul progetto Genius Center. Sì, proprio uno di quegli argomenti a piacere su cui sindaco e assessore ai lavori pubblici si sentivano più sicuri. Niente da fare, proprio come noi e alcuni consiglieri di minoranza avevano già ampiamente previsto a maggio. Visti i documenti che sono stati presentati fino ad oggi, io credo che i funzionari diranno di no a questo, quindi si aprirà quantomeno una fase interlocutoria con i proponenti, sembra che non ci sia addirittura una fase di negazione totale, quindi i tempi si allungheranno molto e non possono i funzionari dire di sì a quello che è stato proposto. Ma andiamo con ordine, perché in mattinata l'amministrazione di Bassano dirama un comunicato in cui in sostanza si dice tutto e niente, anzi non si dice la cosa più importante, ovvero che il parere del DIPE è un parere che stronca questa impostazione, dicendo che è una impostazione atipica e che soprattutto non sta in piedi su una serie di elementi che noi avevamo, guarda caso, modestamente evidenziato. Quindi oggi l'amministrazione è di fronte a una bocciatura di questo percorso, non ci sarà nessuna prima pietra posata
entro fine anno, come aveva detto e annunciato il sindaco, a gennaio 2023. Bene che vada, si aprirà un'interlocuzione che dovrà cambiare completamente il rapporto con i proponenti, ma io credo che non starà in piedi, perché quello che dice il DIPE critica in maniera molto pesante tutta una serie di parti delle proposte che sono arrivate, quindi io non credo che i privati accetteranno di rivedere in maniera così sostanziale, quindi io credo che si debba percorrere a questo punto un'altra strada. Insomma, l'argomento a piacere si è rivelato un clamoroso autogol per un progetto da 24 milioni di euro con molti aspetti da chiarire riguardo ai diritti di superficie, ai costi finanziari, alle condizioni contrattuali proposte in merito alla manutenzione e agli imprevisti. Sicuramente la bocciatura c'è, insomma, in questo modo non vanno avanti. E riannodando i fili di un'estate da trascorrere metaforicamente dietro la lavagna, questa bocciatura si aggiunge a quella data all'amministrazione da Baxi, dai commercianti del Ponte Nuovo, dai turisti indignati sul Ponte Vecchio e alla bocciatura per la mancata riapertura della spiaggetta. Tutti argomenti a piacere, risultati poco piacevoli. E stasera in diretta Focus sentiremo cosa avrà da dire su questo ed altro in sua difesa la sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavanna. Però adesso andiamo in diretta a Bassano del Grappa perché vedo Chiara Gaiani ancora su questa vicenda. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Bassano, ringraziamo il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta per essere con noi. Dove ci troviamo con il collega Andrea Benetti? Siamo proprio davanti all'ex caserma dismessa dove dovrebbe sorgere il Genius Center. Ieri dal DIPE, quindi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è arrivata all'amministrazione comunale una richiesta di chiarimento sul progetto, un progetto molto ambizioso di collaborazione pubblico-privato proprio per riuscire a dare nuova vita a quest'area. Tra l'altro facciamo vedere dove ci troviamo. Questa è la Valsugana, quindi ci troviamo nella porta nord di Bassano, giusto vice sindaco? Ecco, una battuta d'arresto questa richiesta che è arrivata dalla Presidenza del Consiglio. No, allora non è il significato di quella comunicazione non è una richiesta del Ministero. Il progetto, per la sua importanza sia tecnica che economica, prevede che il Ministero, il Dipartimento facesse delle osservazioni. Quelle sono osservazioni che sono state fatte al Ministero su richiesta del Comune di Bassano del Grappa, che ha inviato il progetto e tutta la parte amministrativa. Su questo il Dipartimento ha fatto delle osservazioni che, fra l'altro, scrive lui a chiare lettere, sono osservazioni ad uso interno degli uffici tecnico e economico-finanziario e sono osservazioni non vincolanti per l'ente pubblico. Sono però delle osservazioni che servono a noi per tracciare poi quello che sarà il documento finale elaborato dai nostri uffici, che verrà reinviato al proponente per chiedere sì a questo punto dei chiarimenti o delle valutazioni su quanto emerge da tutto questo studio che parte da questa comunicazione e che sarà poi portato avanti da lavori pubblici e dall'ufficio finanza assieme a uno studio professionale esterno che sarà incaricato e che l'amministrazione mette a disposizione, perché stiamo parlando di un progetto che non è nelle corde degli uffici tecnici, nelle corde normali, e per cui hanno bisogno di un sostegno da parte di chi fa partenariati pubblici privati tutti i giorni. Fra l'altro tra gli studi interessati ci sono studi di professori universitari e di persone che fanno anche legge e studi su questa materia, il partenariato pubblico-privato, che viene spesse volte utilizzato in Italia ed è una delle tante alternative che il codice degli appalti permette. Ecco, le minoranze hanno criticato aspramente questa scelta fatta dall'amministrazione qualche tempo fa per riqualificare quest'area. Ma questa è una scelta, è una proposta, come ho detto, che ha fatto il privato, su cui l'amministrazione pubblica fa delle valutazioni, e le valutazioni a noi sembra, anzi è un progetto interessante, è un progetto che crea un'area di incontro moderna e rispetto agli altri luoghi di incontro che Bassano ha, che sono medievali. È un'area
in cui saranno coinvolte famiglie, scuole e aziende. Ci sarà una società che gestirà tutto questo e pertanto per noi il progetto è sicuramente importante anche per riqualificare un'area che, ahimè, è un'area molto dismessa. Ecco, com'è? È così da quanto tempo, Vice Sindaco? Beh, quest'area è così, diciamo che il cantiere è partito nel 2012, ma è così bloccata da circa 5-6 anni. E noi abbiamo cercato di dare dei suggerimenti, c'è questa proposta, una cosa che faremo perché, ahimè, questo luogo ha la fortuna di essere chiuso, ma la sfortuna che non si vede. Faremo un porte aperte a fine settembre, primi ottobre, faremo vedere ai bassanesi cosa è stato finora e quanto è stato speso e daremo quella che è la nostra visione futura. Credo che per tutti sia un'ottima occasione per rendersi conto di quello che stiamo proponendo. Ovviamente le nostre telecamere non mancheranno di entrare all'interno di quest'area, che tra l'altro si vede solo da fuori, davvero difficilissima da riuscire a vedere. Noi ringraziamo davvero Andrea Zonta, Vice Sindaco di Bassano, assessore ai lavori pubblici. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Andrea Benetti e da Bassano restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gagliani, a Vice Sindaco Zonta. Adesso andiamo subito in diretta a Bibione da Christian Arboit, perché un ciclista è stato aggredito da un gruppo di ragazzini armati di coltello e roncola. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Francesca Pezzo. Ci troviamo a Bibione in via Maia. Laggiù è avvenuta l'aggressione all'altezza di quella rotatoria, quindi siamo all'incrocio con via Orsa Maggiore. La sera di Ferragosto, poco prima di mezzanotte, un 33enne della provincia di Udine, un turista che stava passeggiando in bicicletta, è stato aggredito. Un'aggressione vera e propria da parte di alcuni ragazzini, quasi tutti della provincia di Treviso. Cos'è successo? Il ragazzo stava semplicemente passeggiando in bicicletta quando ha trovato in centrostrada questi ragazzini e in qualche modo li ha redarguiti, perché si trovavano per l'appunto nel mezzo della carreggiata, c'era anche del traffico, la situazione era di potenziale pericolo. Questi ragazzini con ogni probabilità non hanno gradito questa reprimenda da parte del 33enne, ne è scattata una vera e propria spedizione punitiva. Di lì a poco il 33enne è stato raggiunto da 5 di loro, il gruppetto di partenza era composto da 10-11 soggetti, 5 di loro tra cui una ragazza lo hanno raggiunto e lo hanno colpito con un pugno alla testa, l'uomo ha riportato una ferita ed è stato soccorso e medicato sul posto dagli operatori del SUEM 118. A fare la differenza sono state ancora una volta le telecamere. Le telecamere della zona qui in via Maia non mancano, anche perché il fatto è accaduto a pochissime decine di metri di distanza dal comando di polizia locale, dal distaccamento del comando di polizia locale. Qui con me il vice sindaco e assessore alla sicurezza del comune di San Michele al tagliamento, Pierluigi Grosseto. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco, è stata una serata molto concitata e a fare la differenza, dicevamo, sono state le telecamere, non solo le telecamere in verità. Non solo le telecamere, ha detto bene, perché le telecamere sono, come dire, lo strumento per vigilare il territorio, ma poi bisogna che qualcuno le immagini le guardi. Nel nostro caso, quello di cui si sta parlando, c'è stata una segnalazione fatta da un utente, aveva segnalato ad uno del vero una rissa, che poi invece è risultata essere una vera e propria aggressione da parte di alcuni ragazzi un po' esagitati e forse con qualche bicchiere di alcol in più, che avevano aggredito un ciclista che aveva chiesto semplicemente che fosse liberata la strada per poter passare. Dopo questa aggressione i ragazzi si sono allontanati di corsa, le telecamere però sono riusciti a inquadrare il luogo dove queste persone si dirigevano. 2 pattuglie della polizia locale che erano appena intervenute con le indicazioni fornite dalla gente che era in centrale operativa hanno raggiunto la stazione delle autocorriere dove questi ragazzi si erano rivolti, hanno fermato l'autobus sul quale erano saliti. Hanno chiesto l'ausilio di 2 pattuglie dei carabinieri che erano in servizio sul territorio e quindi si è proceduto al controllo di queste persone.
E da qui appunto alcune sorprese, un bilancino di precisione della sostanza stupefacente, ma soprattutto una roncola con una lama di 9 cm e un coltello a serramanico. Sì, è un tentativo abbastanza puerile di nascondere quello che avevano indosso, quindi il coltello a serramanico è questo piccolo quantitativo di hashish, circa una ventina di grammi con un bilancino, sono stati trovati sotto un sedile dell'autobus che era opportunamente stato svuotato dei passeggeri che non avevano nulla a che fare con questo controllo. Indosso invece ad uno dei ragazzi che sono stati fermati per identificazione è stata trovata questa piccola roncoletta. L'autobus era diretto in un locale della nostra località turistica, evidentemente lo scopo era quello di viaggiare su un mezzo di trasporto che è poco soggetto a controlli. E qua apriremo un altro capitolo da questo punto di vista, ma rimaniamo sul fatto di cronaca. Quindi sono stati beccati alla partenza di questo pullman diretto a Bibione Pineda in una discoteca sostanzialmente, e il soggetto che è stato ritrovato con una roncola è un giovane di Fontanelle. Gli altri sono residenti tra Cessalto, Motta di Livenza, Oderzo, qualcuno della zona del Porto Gruarese e anche dalla provincia di Varese. Vice Sindaco, le chiedo che estate è ed è stata per Bibione sul fronte della sicurezza. Negli anni scorsi spesso si è parlato di movida violenta, non solo a Bibione ma soprattutto nella zona di Jesolo, comunque nei luoghi più frequentati dai giovani. Ma dunque fino ad ora ci auguriamo che possa terminare questa stagione così per come è cominciata. Siamo riusciti ad avere un controllo dell'ordine e della sicurezza pubblico abbastanza completo su tutto il territorio della località appunto. Abbiamo avuto, d'accordo con la Prefettura, alcuni rinforzi per quello che riguarda la stazione dei Carabinieri. Abbiamo noi assunto a tempo determinato alcuni vigili per il pattugliamento del territorio e dell'arenile, e quindi tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti. Dico abbastanza perché aspetto la fine dell'estate per dirlo con assoluta certezza. Contenti, insomma, la nostra località, che normalmente si rivolge ad un pubblico di famiglie, possiamo dire è ancora un posto abbastanza sicuro. Come diceva, le presenze adesso sono sull'ordine delle 250-260 mila, quindi non dico che mettete in conto, ma questi atti insomma possono capitare. Certo, direi che è quasi fisiologico, parliamo veramente di presenze da città importante, e quindi un episodio come questo è quasi nella natura delle cose, insomma. Se si riesce comunque a controllarli è una cosa molto positiva. Quindi più che una baby gang, diciamo prima forse un branco che si è ritrovato. Sì, un branco che si è un po' sciolto e pensava di poter fare in un territorio che non è il suo quello che voleva. Noi gliel'abbiamo consentito e noi glielo consentiamo. Non hanno spadroneggiato, diciamo. Grazie Vice Sindaco, grazie al Vice Sindaco di San Michele al Tagliamento Pierluigi Grosseto, grazie davvero. Per il momento Direttore, da Bibione è tutto, con Francesca Pezzo adesso andremo a raccogliere delle testimonianze. A te la linea. Grazie molte a Cristian Arboit e a Francesca Pezzo, inviati a San Michele al Tagliamento. E adesso parliamo dell'attentato che è stato messo a segno nel 16 luglio del 2018 ai danni di Ario Gervasutti, allora direttore del Giornale di Vicenza, oggi caporedattore del Gazzettino. Colpi di pistola sparati contro la sua abitazione, a rischio la vita del figlio che dormiva in quella stanza, che è stato sfiorato dai proiettili. Questa storia, come dice il Corriere del Veneto in questo titolo, si tinge in qualche modo di giallo. Vediamo, grazie Italo se mi fai vedere la prima pagina del Corriere del Veneto. Il presunto autore, Santino Mercurio, dice: non sono stato io a sparare. Era stato accusato dal nipote, il quale aveva parlato anche di un attentato che sarebbe stato commissionato dall'imprenditore ed ex senatore Alberto Filippi. Oggi questa dichiarazione: non sono stato io a sparare. Ieri sera a Focus in diretta abbiamo sentito Ario Gervasutti.
Io con Filippi avrò avuto, non so, 2 o 3 incontri, parliamo del 2010 e inizi del 2011, diciamo, 2 o 3 incontri e 4 o 5 telefonate, insomma, non di più, nell'arco di un anno sostanzialmente. Sempre per questa vicenda del CIS, che era questo terreno e in cui lui appunto a ripetizione si lamentava del trattamento. Ma prima che lui, diciamo così, mi mandasse a quel paese sostanzialmente, per usare un eufemismo perché i termini erano decisamente più grevi, ricordo perfettamente che era iniziata, diciamo, la discussione sulla sua possibile cacciata dalla Lega, perché insomma ne aveva combinate parecchie, insomma, e la Lega lo voleva cacciare. E lui mi chiese se era possibile una mia interlocuzione con i vertici leghisti, e io non sapendo per quale motivo lui era diciamo nel mirino dei vertici leghisti, questa la racconto per la prima volta, telefonai a Calderoli, che allora aveva un ruolo di gestione, insomma, nei vari passaggi, insomma, della transizione della gestione dei vertici della Lega. Telefonai a Calderoli per chiedergli: ma questo ragazzo, insomma, è possibile salvarlo? Ne ha combinate di gravi oppure, insomma, ho cercato di mettere una buona parola, insomma, e ricordo che Calderoli mi disse: no, guarda, non c'è niente da fare perché è uno che dobbiamo proprio cacciare, perché non è possibile, non può stare con la Lega. È un particolare rivelato ieri sera in diretta Focus da Ario Gervasutti. Ancora cronaca nera, è scomparsa l'amante dell'uomo che ha, secondo le accuse, ordinato l'omicidio della signora Margherita Ceschin nella sua casa di Conegliano. Era stata scarcerata dal Tribunale del Riesame, pur essendo indagata per questo delitto come complice. Secondo il suo avvocato non sarebbe scappata, si troverebbe ancora in Veneto, però per ora non si sa dove sia. Sentiamo. È in Italia, parlo costantemente con lei, rimarrà in Italia, non c'è pericolo alcuno che possa andare in qualche altro paese. Così l'avvocato Giuseppe Pieromano, legale di Dileisi Guzman, che ha precisato come la donna non si sia allontanata dal nostro paese, ma che vivrebbe sempre in Veneto. Una cosa è certa, non ha nessuna intenzione di tornare ad abitare nella casa dove per anni ha vissuto assieme ad Enzo Lorenzon, il 79enne accusato, assieme a lei, di essere mandante del delitto di Margherita Ceschin, uccisa senza pietà nella sua abitazione a Conegliano. Ma assolutamente no. Ma è fisiologico, è normale. Voglio dire, se io prendo uno shock in una certa situazione è chiaro che non ce lo so più mai mettere ai piedi. Avrà modo di andare, di prendere le sue cose. I carabinieri per questo omicidio hanno arrestato anche 2 domenicani, considerati uno il mediatore e l'altro uno degli esecutori materiali. All'appello mancano altre 2 persone, gli assassini che sono entrati in casa ed hanno soffocato la vittima, tornati subito dopo il delitto in Spagna. Dileisi, compagna di Lorenzone, è stata l'unica ad essere scarcerata. Fino ad ora davanti agli inquirenti si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Non è escluso che decida in un secondo tempo di raccontare la sua verità. Al momento la situazione è quella di una persona libera e io ritengo che non debba dire nulla. Processualmente poi, col dipanarsi del dibattimento, poi si vedrà che cos'è, cosa non è. Sono delle dinamiche che vengono, come dire, viste di volta in volta che i fatti si verificano. Sulla questione dell'auto di Lorenzon, che sarebbe stata utilizzata in questi giorni dalla donna, l'avvocato si affretta a dire: ribadisco, la macchina lì è, e contrariamente a quanto ho saputo attraverso i giornali, non l'ha mai utilizzata, la ferma e la resterà. Servizio di Daniela Sizzia, oggi in regia Italo Morao e Fabio Falliero, 1 minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo subito con altre notizie, altri collegamenti con i nostri inviati nelle province del Veneto, a tra poco.
Di nuovo in diretta con Focus TG. Ieri la Giunta regionale ha approvato il bilancio preventivo 23-24. Tra i provvedimenti 3,5 milioni stanziati contro i dissesti idrogeologici per la messa in sicurezza del territorio, e poi la notizia che è stata data per prima, cioè che non ci sarà l'addizionale IRPEF anche quest'anno. Vediamo. Approvato il bilancio di previsione del Veneto 2024-2026, manovra da 18 miliardi di euro, di cui 10 miliardi alla sanità. Bilancio tax free, cioè non ci sarà alcuna tassa a carico dei residenti. È una scelta di razionalizzare la spesa e quindi di non gravare la spesa regionale di quella che è la tassazione che utilizzano tutte le altre regioni d'Italia. Ricordo, tutte le altre regioni a statuto ordinario hanno l'addizionale IRPEF. Il Veneto è l'unica che non la applica e che per noi potrebbe, applicandola ai massimi sistemi, potrebbe generare 1.150 milioni. Quindi in 14 anni sono circa 15 miliardi di euro che sono lasciati nelle tasche dei veneti. Con lo stanziamento di 3,5 milioni con i 16 milioni precedenti all'assessore Bottacin per quanto riguarda il dissesto idrogeologico del nostro territorio. Sì, è un intervento in più rispetto a quello che tradizionalmente l'assessorato dell'assessore Bottacin ha a disposizione e che nel corso di questi anni ha visto interventi per più di 2 miliardi, quindi un territorio che viene costantemente attenzionato. Confermato lo stanziamento per la cultura, è pari a 12 milioni sui 18 complessivi a disposizione dell'assessorato anche per le altre competenze, mentre sulle borse di studio universitarie, oltre alla quota regionale, il Veneto è in attesa di conferme sulla quota di compartecipazione statale. La platea degli aventi diritto ha fatto di fatto esplodere un costo che noi dagli 8 milioni che ogni anno più o meno siamo riusciti a garantire dovrebbe aggirarsi intorno ai 21. Quindi questi ulteriori 13 milioni di euro riteniamo non debbano essere caricati solo ed esclusivamente nelle tasche della Regione. Quindi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le cui opere, sebbene completamente a carico del governo, vedono la Regione impegnata a liberare, per così dire, gli 85 milioni di fideiussione, anomalia anche per la Lombardia, così spiegata dall'assessore Calzavara. Una garanzia che io credo, come è successa e che succede in tutte le parti del mondo dove si svolgono le Olimpiadi, è il governo nazionale che garantisce il CIO e non le regioni, che sono invece poi i luoghi dove vengono ospitati. Servizio di Anna Maria Parisi, i sindaci intanto sono in allarme per la mancanza di risorse che avevano previsto e stanziato, anche mettendo in opera dei progetti anche molto impegnativi, risorse che non sono arrivate attraverso il PNRR perché è stato rimodulato. Altre volte i fondi arrivano, ma ci sono le risorse, ma vengono assegnate in ritardo e si creano problemi burocratici e di lentezza negli enti locali. La notizia dell'ultimo minuto è buona perché ci è stato comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato l'avvenuta pubblicazione dell'assegnazione dei fondi opere indifferibili, cioè quei fondi che servono a coprire l'incremento dei costi dei materiali che da tempo avevamo chiesto. Meglio tardi che mai. Il direttore di ANCI e UPI Veneto per la provincia di Treviso esprime soddisfazione per l'arrivo in mattinata della pubblicazione del decreto della Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione ai comuni, alle province e alla città metropolitana dei fondi FOI secondo semestre 2023, finalizzati a compensare il ricaro dei prezzi dei materiali imposto per molti interventi di competenza degli enti locali dal PNRR. Il ritardo comporta però lo stesso delle complicazioni. Se i fondi arrivano in ritardo, tutti gli enti sono in grande difficoltà perché non possono fare le gare. Fondi indispensabili per compensare gli aumenti dei materiali. I materiali sono aumentati del 30, del 40%. Questo fondo opera indifferibile appunto serve a questo, perché dobbiamo ricordare che questi progetti PNRR erano stati presentati da comuni e province prima della crisi dovuta alla Covid e poi alla guerra in Ucraina. Il tema è rispettare i tempi. Se noi non aggiudichiamo entro il 15 settembre perdiamo il finanziamento. Se le comunicazioni dal Ministero arrivano in ritardo non c'è nessuna sanzione e su questo
è chiaro che bisogna far chiarezza. Nella provincia di Treviso i fondi superano i 2 milioni di euro. Solo per la provincia di Treviso si parla di fondi di 2 milioni e 200 mila euro. Si tratta della realizzazione del nuovo istituto Planck e della realizzazione della palestra a Vittorio Veneto, la nuova palestra dell'istituto Beltrame, e la ristrutturazione delle 2 palestre al Treviso. Avremmo dovuto recuperare questi 2 milioni e 2 dai fondi di bilancio della provincia, dove insomma non c'è capienza. Facendo le gare senza questo adeguamento al preziario regionale di aprile, il rischio di gare deserte era altissimo. Possiamo tirare un sospiro di sollievo? Adesso sì, e speriamo che sia l'ultima volta di dover rincorrere le scadenze e che siano rispettate da tutti. Noi le rispettiamo, che li rispettino anche a Roma. Soddisfazione un po' dappertutto in Veneto per le presenze turistiche, non secondo le aspettative, insomma si pensava che ne arrivassero di più di turisti, anche per via della fine del Covid. I turisti hanno ripreso a viaggiare, gli italiani hanno ripreso a viaggiare, vanno in Grecia, vanno altrove, e quindi un po' meno del solito e del previsto, ma vediamo com'è andata sempre bene ovviamente a Bassano sul Ponte degli Alpini. Meno mare e più cultura, così il Ferragosto degli italiani, sintetizzando i dati diffusi dal Ministero della Cultura che raccontano di città come Roma e Venezia in cui i turisti hanno affollato il Parco del Colosseo e le gallerie dell'Accademia, e di una Vicenza che si conferma tra le città d'arte tra le più apprezzate sia dai turisti italiani che stranieri, con un incremento di visitatori ai musei civici del 17,56% rispetto allo scorso anno. Si è infatti registrato il pienone nelle 3 giornate di ponte, con 5.537 ingressi nei musei e monumenti del comune, dove campeggia come luogo più visitato il Teatro Olimpico con 1.920 persone, seguito dalla Basilica Palladiana con 1.860. Se confrontati con il 2019, anno pre-Covid, restano al di sotto dei numeri registrati negli stessi 3 giorni, pari a 6.071. Ma l'aumento c'è rispetto al 2022, che ne registrava 4.710, e al 2021 con 3.496. Un aumento di presenze si registra in particolare per Palazzo Chiericati, che da 520 ingressi del 2022 passa quest'anno a 805. I dati sono veramente incoraggianti, in particolare sono dati importanti quelli di Palazzo Chiericati, del nostro museo civico, che lo ricordo è il più importante museo civico, la più importante pinacoteca di terra del nord-est del nostro paese, quindi ha un potenziale di crescita enorme. Devo dire grazie ai dipendenti comunali e al personale che ha mantenuto l'apertura nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto, quindi a Ferragosto, perché ha consentito a tantissimi turisti e anche a qualche vicentino di poter fruire del nostro museo e in generale del grande patrimonio monumentale della nostra città. E qui eravamo a Vicenza, ovviamente, avete visto il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati. Il sindaco Giacomo Possamai, vediamo a Bassano del Grappa. Non è piacevole vedere che ai lavori di restauro, che sono stati particolarmente impegnativi, che hanno coinvolto anche molti enti finanziatori, poi non ci sia il sufficiente rispetto. Fa star male perché è indubbiamente un segno di un'inciviltà che c'è ancora, magari riguarda poche persone, per fortuna, ma c'è, e fa male anche perché bisognerebbe forse riuscire a prevenire di più questo tipo di comportamenti, l'abbandono del rifiuto, il fatto di infilarlo nelle fessure o di andare a rovinare le parti in legno. Si rammarica l'ex sindaco Riccardo Poletto, raggiunto tra i numerosi turisti che anche nel giorno dopo Ferragosto ammirano il Ponte Vecchio della città. Peccato che dopo il lungo intervento di restauro conservativo, già come vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, sia evidente questo buco scavato nelle travi di legno, come restano ancora infilati a mo' di cestino la paletta di gelato e qualche resto di fazzoletto di carta. Monumento nazionale non è certo un bel vedere nel salotto buono di Bassano. Le telecamere ci sono, ma non bastano. Bisognerebbe forse moltiplicare la presenza di agenti di polizia locale che possono passeggiare spesso in questa zona, e forse non sarebbe male anche l'idea di affiggere dei cartelli discreti che ricordino che il ponte è sottoposto a osservazione di telecamere e che ogni minimo gesto di inciviltà o di degrado sarà severamente punito.
Incanto e ammirazione, respiro di storia e di natura il Ponte Vecchio, che sul fronte turismo non conosce crisi. Siamo a un rifugio Serot, che è praticamente... Aspetta, dov'è il numero? In Val Sugana, sì. E quindi è la prima volta che venite su? Prima volta, e ci ritorneremo sicuramente. No, bella vacanza. Siamo venuti a fare rifornimento di beveraggi. Ma voi siete in vacanza ad Asiago? Vacanza ad Asiago. Per quanto tempo? 6 giorni. Toscani? Sì, sembra. Normale è una tappa forzata, tutti gli anni si passa a fare rifornimento. Se alcune località a Ferragosto hanno risentito di un calo di presenze, il sorriso resta tra gli operatori di Bassano. Mi sembra che ieri a Bassano abbiamo avuto tanta gente. Diciamo che i nostri, visto la bellissima giornata, e dico i nostri bassanesi, siamo andati a fare la classica scampagnata di Ferragosto. Però qui abbiamo avuto tanti turisti. È un gioiellino, è molto visitabile, carina, e per cui vengono qui. E poi sul ponte si sta anche bene, c'è un po' di freschetto? Sempre. E bisogna anche brindare il nostro amato ponte. E come se la sono passata i turisti a Vicenza, erano contenti, è andata a sentirli Luisa Bertini. Il teatro è splendido, veramente bello, veramente Dove vieni? bello. Roma. Milano per visitare il paese, Vicenza, la città, musei e insomma un po' quello che troviamo in giro. Di passaggio, siamo di Modena. Siamo 20 minuti dal mare, quindi in Molise diciamo che c'è mare e montagna, abbiamo preferito qui, abbiamo visitato anche un po' i laghi. Arrivano soprattutto dal Lazio, dalla Lombardia, dal Piemonte, ma anche dai comuni vicini del Veneto. Sono i turisti che animano strade e soprattutto luoghi d'arte vicentini, musei che in queste ferie agostane hanno saputo calamitare un 56% di visitatori provenienti dal resto dell'Italia. Siamo qui per un trekking e abbiamo il giorno libero e siamo venuti qua a visitare Vicenza, ci hanno detto che era carina e siamo contenti della scelta che abbiamo fatto. Sempre una città che attira, diciamo, il turista con quelle tante novità che uno non conosce, allora dice, vado a visitare, vedere cosa mi offre. Un 44% dei visitatori attratti dalle bellezze vicentine arriva invece dall'estero. Gli arrivi sono per il 30% dalla Francia, seguita da Germania, Spagna e Regno Unito, Ungheria e Stati Uniti. Ma c'è anche chi dall'Olanda, come questo gruppo per una tappa mordi e fuggi. Chi dalla Svizzera o dall'Argentina. We are from Switzerland. De Argentina. Prima volta fui al Teatro Olímpico. Estuve caminando, paseando, mirando las iglesias, las fachadas. È hermoso. Ma una cosa è certa nel bel paese, tra un museo e l'altro, ad attirare c'è anche la pausa pranzo e le aspettative a Vicenza si concentrano sulle tipicità. Baccalà vicentino. Baccalà vicentina, turisti hanno paura dell'orso, degli orsi in Trentino Alto Adige dopo l'uccisione e la morte atroce di un runner, e invece sull'altopiano c'è stata e c'è paura dei lupi, ma adesso si affaccia un altro predatore che è il cinghiale. Vediamo. I lupi che da anni imperversano sull'altopiano sono in buona compagnia. Da qualche tempo, infatti, c'è un'altra specie che sta creando danni immensi al territorio con ricadute immediate e anche sul lungo termine. Sono i cinghiali, la cui presenza è segnalata dalle devastazioni che i branchi causano ai pascoli del comprensorio altopianese. Ecco un esempio di quello che sono in grado di fare, che ci arriva da un prato di una contrada di Conco. Si tratta di un pendio che viene regolarmente sfalciato dai proprietari, che poi raccolgono il fieno per il bestiame. Peccato che dopo il passaggio dei selvatici ci sia ben poco da sfalciare e da raccogliere fra buche e sassi portati in superficie. Il cinghiale scava con il muso alla ricerca di bulbi e radici, arando letteralmente il pendio e lasciando alle proprie spalle un'area inutilizzabile. Tutto questo avviene in molte zone dei 7 comuni, anche su pendii piuttosto ripidi e in altura, che sono quasi impossibili da ripristinare dopo la cena dei cinghiali. Muoversi su questi terreni distrutti non è sempre facile con il trattore e il ripristino costa spesso lunghe ore di lavoro, tanto che c'è chi ha deciso di lasciar perdere e di dedicarsi ad altri prati per la fienagione estiva.
Questa dinamica porta però ad altri problemi. Primo su tutti la perdita di aree destinate allo sfalcio e al pascolo, che a lungo andare potrebbe mettere in seria difficoltà gli allevamenti delle terre alte. La seconda problematica riguarda la tenuta idrogeologica delle zone interessate, con ricadute che al momento restano ignote. E così gli agricoltori del comprensorio devono fare i conti con una specie che in altre zone del Veneto, vedi i Colli Euganei, ha già dimostrato di essere in grado di poter proliferare senza freno e di poter fare molti danni per l'economia locale. Le associazioni di categoria del settore primario se ne stanno interessando, ma il mondo agricolo vuole risposte subito. Andiamo in Comelico, dove c'è un problema con l'acqua, la torpidità dell'acqua e anche l'insufficienza dell'acqua, dove peraltro ci sono autobotti nelle piazze per distribuire acqua potabile a cittadini e a turisti. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. C'è un po' così di confusione, nel senso che da ormai giorni non sappiamo se l'acqua è potabile o no, perché anche chiamando i numeri appositi del servizio dicono l'acqua, noi tecnici ce la segnalano come sporca. Ma sporca cosa vuol dire? Anche la nostra redazione, al pari del call center della BIM GSP, è presa d'assalto in questi giorni. Telefonate una dietro l'altra di residenti e villeggianti fra Danta di Cadore e il Comelico, che ci chiedono di dare voce a un disagio oramai insostenibile. Da 4 giorni, in concomitanza con un temporale, l'acqua dapprima è stata definita non potabile, al punto da suggerire all'utenza di non utilizzarla nemmeno calda per evitare di sporcare gli accumuli delle caldaie e di sospendere l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Da non potabile l'acqua è stata poi classificata torbida, ma non si conosce l'esito delle analisi. Insomma, nel clou della stagione estiva, un bel pasticcio che BIM GSP non è ancora stata in grado di risolvere. Vogliamo un po' di chiarezza, perché sono stati presi d'assalto i supermercati e l'acqua minerale è finita. So che gente è andata perfino a San Candido per prendere l'acqua minerale, per poter fare il caffè, bere, cucinare diventa sempre più restrittivo, finché un giorno o due è qualcosa, ma qua cominciano ad essere parecchi giorni e non vediamo ancora chiaro. Il sindaco Staunovo Polacco spiega che il temporale di 4 giorni fa ha sotterrato l'opera di presa, turbina e acquedotto a Rifugio Berti e che 300 metri più a valle c'è stata una movimentazione di terra al Rio del Sasso che non si osservava almeno da 20 anni. La stabilizzazione della sorgente non si risolve in 24 ore, afferma il sindaco, conscio della difficoltà e dei disagi. Privati e attività commerciali, bar, alberghi e ristoranti però sono in ginocchio. Più di qualcuno pensa a un esposto all'autorità giudiziaria. A poco o nulla in questo momento serve spiegare che queste cose possono accadere in montagna anche per un sol temporale. Vogliamo vedere chiaro, vogliono darci delle indicazioni precise e questo si sta ripetendo di anno in anno e quest'anno la cosa è andata veramente per le lunghe. Anche perché andare dal Comelico in Valpusteria fino a San Candido a prendere l'acqua con le autobotti non è una passeggiata. Nel pomeriggio la nota di BIM GSP che ha spiegato la situazione di disagio che sta interessando soprattutto i comuni di Danta e Comelico, causata da 2 forti temporali che hanno causato infiltrazioni importanti negli acquedotti. Scrive la società: su questi acquedotti non ci sono impianti di filtrazione ma solo vasche di decantazione che normalmente svolgono la loro funzione e fanno depositare sul fondo l'eventuale limo presente. Lunedì col bel tempo la situazione si stava normalizzando, ma il forte temporale di martedì ha di nuovo messo in movimento del materiale e la società sta verificando tutte le prese cercando di escludere le sorgenti intorbidite con il rischio di non poter garantire l'approvvigionamento idrico. Passiamo alla sanità, soprattutto ai disagi dei pazienti, degli ammalati della ULSS 7 pedemontana. Sentiamo l'ultima protesta raccolta da Alex Giuliano. Quasi 4 anni per un intervento ai reni ancora da farsi e tutto questo per aver chiesto, dopo aver prenotato l'operazione, di potersi affidare all'ospedale di Bassano. Una storia che inizia nel 2019, quando il signor Claudio chiama il CUP per fissare la data della sua operazione. I mesi di attesa diventano anni, fino a quando arriva la chiamata operazione da farsi a Sant'Orso.
E qui nasce il problema, perché il signor Claudio avanza una semplice richiesta, ovvero di potersi operare a Bassano. L'operatrice dell'ospedale gli dice di sì, ma che dovrà aspettare ancora un po', senza però avvertirlo, racconta lui stesso, che chiedendo il cambio di ospedale avrebbe praticamente perso la priorità acquisita nei 2 anni precedenti. A quel punto passa ancora 6-7 mesi adesso all'incirca, penso che mi chiamano a Bassano, chiamo io e dico quando mi chiamate? Non si sa. Ma ho detto più o meno, non so, 1 mese, 2, 1 anno, non si sa. Mi rifaccio mandare la pratica e andremo verso fine anno. Passa fine anno, la primavera, non sento ancora nessuno, richiamo dopo però varie insistenze. Ho trovato anche un'infermiera gentile, ha detto l'ha trovata, ha detto ok, però è passato tanto tempo, sentiamo il medico cosa dice e dopo l'ha ricontattato. È passato ancora 1 mese così, sono stato ricontattato un paio di mesi fa. Però mi dicono che devo essere rivalutato e di prenotare un'altra visita al CUP e rifare tutta la trafila. In pratica adesso si riparte da capo con la lista d'attesa. Però allora dovevano dirmelo. Quando mi hanno contattato da Sant'Orso mi dicevano guarda, se non accetti a venire qua perdi la priorità, non so, perdi il diritto a quello che hai fatto, insomma. Non un problema di infermieri, non un problema di medici, un problema di disorganizzazione. Disorganizzazione, sì, si sono rimpallati la pratica tra Schio e Bassano e là è successo qualche... è stata accantonata, messa sotto il cassetto, dimenticata praticamente. Ci sono stati momenti di paura durante la tradizionale Sagra d'Agosto ad Altivole perché qualche buontempone, chiamiamolo così, si è messo a spruzzare della sostanza urticante. Era circa l'1 di notte quando i partecipanti alla tradizionale Sagra d'Agosto di Altivole hanno cominciato ad avvertire un forte odore che causava irritazione alle vie respiratorie. Un odore forte appunto che poi si è rivelato essere urticante, una sorta di, si pensa, spray urticante e quindi le persone sono rimaste infastidite da questo odore e hanno chiesto l'aiuto dell'ambulanza presente in loco. Momenti di paura perché dai primi momenti le persone coinvolte, fortunatamente non in modo grave, non riuscivano a capire da dove provenisse il forte odore. Solo in 2, una donna e un giovane, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle irritazioni, ma senza dover essere trasportati in pronto soccorso. Riferiscono che ci fosse un gruppo di ragazzi che stava discutendo e forse sia partito da là. Una discussione forse all'origine dell'utilizzo dello spray che ha fatto presto allontanare i presenti dallo stand in cui questo è stato spruzzato. Sembra si sia trattata più che altro di una bravata, probabilmente un esito di una serata che non era neanche iniziata lì ad Altivole, ma uno strascico di un'altra discussione. Però così sono supposizioni fatte alla luce di quei pochi dati che sappiamo in questo momento. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che insieme agli organizzatori della manifestazione stanno lavorando per identificare gli autori del gesto. Breve pausa e poi torniamo subito con Focus TG. State con noi. Altre 2 notizie dal Corriere del Veneto. Massimo Pizzoli scomparso nel fiume Sarca a Ferragosto, trovata una delle sue scarpe. Si affievoliscono le speranze di ritrovarlo in vita a questo punto. E poi Francesco Zanetti, morto con la moto d'acqua sul lago di Garda, la passione per la nautica, il lavoro di istruttore, lo schianto contro gli scogli. Il 32enne veronese era un professionista, portava i turisti sull'acqua scooter e insegnava a guidarlo.
Andiamo sul Piave o la Piave, che dir si voglia, perché purtroppo è stato un agosto con i rifiuti. Da Spresiano a Ponte di Piave, il giorno dopo i picnic, il bilancio è lo stesso ogni anno: sacchi, squasse che galleggiano, immondizia lungo il fiume. Il sindaco Dalla Pietra: per gli ecovandali ci vorrebbero i lavori socialmente utili. 2 grossi sacchi bianchi di rifiuti ed alcuni cartoni che galleggiavano lungo il canale Piavesella. Ad accorgersi dell'ennesimo scempio ambientale, il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, che ha preso il telefono ed ha registrato un video e scattato delle foto. Non si sa da dove provengano, almeno poi ieri era anche difficile avvisare qualcuno, visto che era un giorno di festa. La rabbia del sindaco: oltre alle sanzioni ci vorrebbero per gli ecovandali servizi socialmente utili. Io direi a questi imbecilli che è ora di finirla. Abbiamo appunto, come dicevo prima, un territorio meraviglioso. Lordarlo non si sa neanche a che pro, perché insomma ci sono diversi modi per far smaltire, anche se uno non vuole pagare, perché se li mettono dove abbiamo i cestini, noi 2 volte alla settimana passiamo e anche Contarina passa e li tira su, per cui lo trovo proprio uno sfregio a quello che è un territorio meraviglioso. La speranza è che una volta recuperati i sacchi all'interno si possa trovare qualsiasi cosa utile per identificare i responsabili che rischiano multe davvero salate. A Ponte di Piave, lungo il fiume Sacro alla Patria, meta di tanti cittadini, questa mattina il risveglio per il sindaco Paola Roma è stato poco piacevole. Nonostante gli appelli, dico, anche perché le persone possono sicuramente venire nei nostri territori, fare una giornata in compagnia lungo il fiume Piave, però naturalmente riportarsi indietro i rifiuti e non lasciare quelle situazioni di inciviltà. Questo lo dico perché anche oggi sono stati impegnati i nostri operai naturalmente nel recupero, ovviamente, di tutto quello che è stato lasciato nella giornata di ieri. Bottiglie, sacchetti, resti di cibo, è una questione di rispetto per l'ambiente e di civiltà, tuona la prima cittadina. Ora cercheremo di identificare gli ecovandali. Questa è una delle attività che appunto gli operai assieme alla nostra polizia locale poi vanno ad intercettare, sicuramente da questo, ma anche ricordo che anche nel nostro territorio, nell'ultimo consiglio comunale, abbiamo approvato un regolamento di videosorveglianza anche per le telecamere mobili, il che significa che possono sicuramente essere utilizzate anche in questi luoghi. 500 euro è la sanzione, i cittadini sono avvertiti, ora a controllare le zone ci sono anche gli occhi elettronici. C'è stato un incidente stamattina sul Ponte della Libertà a Venezia con un intervento dei Vigili del Fuoco, non un incidente ma un'auto in fiamme alla fine del ponte in direzione di Mestre, nessuna persona coinvolta, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio della Volvo alimentata a GPL. E adesso una storia che ci ha già raccontato ieri Crisia Darbois. Vediamo altri dettagli, una cartolina che è stata recapitata 50 anni dopo. Di ritorno da un Ferragosto fuori porta, la signora Gianna De Polo, come tutti i giorni, è andata a controllare la sua cassetta della posta quando ha trovato la sorpresa. Ho aperto e sono rimasta un po' interdetta da subito, perché ho detto: cartoline, ma chi mi manda cartoline? Ormai non le mandiamo più le cartoline. E poi sono rimasta stupita, ho detto: ma innanzitutto ho guardato il nome Ornella, adesso io non conosco nessuna Ornella, ma... E poi il mio stupore è diventato più grande quando ho visto l'anno, il 1973. Una grande emozione quella di Gianna, la cartolina di un tramonto sul mare iesolano tra le mani e il suo tuffo nel passato. Nel giro di pochi minuti ho ripercorso quegli anni. Veramente un'emozione grande mi aveva preso, è stato proprio che faticavo a dormire ieri sera, non le nascondo. E la tiene tra le mani ancora con gli occhi lucidi Gianna, una cartolina conservata perfettamente, 50 anni che non sembrano aver scalfito scrittura e colori. Per questo l'immediata telefonata ai fratelli per capire se fossero stati loro a lasciargliela mentre era fuori casa. E invece loro mi hanno detto: ma no Gianna, noi non abbiamo cartoline di quel tempo.
e quindi effettivamente era una cartolina di 50 anni fa. Un ricordo che l'ha portata agli anni delle scuole superiori, in cui Gianna condivideva le mattinate a scuola con più di un'amica che portava il nome Ornella, con cui è firmata la cartolina. Avevo più di un'amica che si chiamava Ornella e non saprei identificarla. E quindi, diciamo così, se qualche Ornella si riconosce in questa firma, magari si può fare avanti, no? Certo, si può fare avanti sicuramente, assolutamente sì, sarebbe un piacere, assolutamente. Chiudiamo con il cosiddetto Sentiero della Musica, un percorso in un bosco dove un artista ha scolpito le figure di orchestrali e il sogno di questo artista sarebbe presentare queste sue opere a Red Canzian, il mitico bassista dei Pooh. Tutto è nato un po', diciamo quasi casualmente, cominciando a fare un po' di legna per pulire il bosco, piano piano incominciarono venute delle idee e ho cominciato a fare delle cose. Dapprima un'aquila, poi un gufo, un drago e un orso e poi i personaggi delle più popolari fiabe e uno dopo l'altro dalle ceppaie degli alberi divelti da baia sono nati veri e propri musicisti creati a colpi di cesello fino a realizzare una squadra di suonatori già meta di tanti visitatori. Il creatore è Giorgio Osta, falegname di Padola di Comelico Superiore. Sua l'idea di valorizzare il sentiero che parte 3 chilometri a monte del paese, si sviluppa pianeggiante nel bosco e arriva fino alle sorgenti termali di Valgrande. Ho creato questa fila di personaggi che, ripeto, vedo che sono molto apprezzati. Quest'anno ci ho aggiunto qualche cosa, il giochino della pallina per i bambini, ho aggiunto un megafono per far ascoltare la musica nel bosco. Il Sentiero della Musica è arte pura, animata dalla passione, condivisa dalle regole che hanno supportato la creatività di Osta. Le idee non mancano, legname a terra ce n'è tanto, vedo la necessità delle regole proprietarie dei terreni a concedere e riprendere quello che ho bisogno e quindi c'è anche un supporto un po' esterno su queste cose. Ma nel cassetto c'è un sogno: concludere entro l'inizio dell'autunno la realizzazione dei componenti di un complesso di musica pop, omaggio ai Pooh. I Pooh sono il complesso della mia giovinezza, diciamo così, no? Lo è tuttora. Difatti sotto pensavo di metterci sempre, dando il consenso, visto che è il sentiero della musica, vorrei scrivere in Medachello chi fermerà la musica per ricordare una loro forse prima e bellissima canzone. E se Red Canzian è così bravo e gentile di farsi 2 orette di macchina per venirci a trovare, possiamo anche divertirci un po'. Conoscendolo, Red Canzian prima o poi arriverà sul Sentiero della Musica. Un bel servizio di Tiziana Bolognani. Grazie a tutti, grazie a Italo Morau e a Fabio Fagliero in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.